Sì, oggi è un giorno importante perché anche ASFO inizia in modo operativo le prime sedute vaccinali. Oggi già abbiamo vaccinato i primi operatori sanitari, abbiamo cominciato all'1 e andremo avanti fino alle 20. Questo proseguirà per tutti i prossimi giorni con l'esclusione dei festivi inizialmente. Questo evidentemente è molto importante perché cominciamo già da subito a vaccinare, quindi a proteggere con una immunizzazione attiva gli operatori sanitari, quindi in particolar modo medici, infermieri, operatori sociosanitari che sono in prima linea e che sono quindi evidentemente esposti a maggior rischio. L'organizzazione mi sembra un'ottima organizzazione che è stata messa su dalla direzione sanitaria ospedaliera, che ringrazio, e dal nostro direttore sanitario, il coordinatore regionale dottor Michele Chittaro, e devo dire che la scelta di poterla fare all'interno del padiglione H, nella sede della medicina trasfusionale, mi sembra evidentemente una scelta virtuosa, perché qui chiaramente si è rivisto il percorso sia per la fase di accettazione, sia per la fase di inoculazione, sia per la fase post inoculazione, perché evidentemente bisogna rimanere per alcuni minuti in osservazione per fugare eventualmente il dubbio di qualche effetto collaterale che sicuramente non c'è, non ci sarà, però mi sembra una buona organizzazione all'interno di un percorso molto ortodosso.